Gloria al nostro Signore Gesù, Lui è buono. Cominciamo la nostra riunione, apriamo le nostre Bibbie, fratelli, nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo. Leggiamo il capitolo 4 e lì leggiamo il primo versetto. Timoteo, prima lettera, capitolo 4, versetto 1. Dice la parola del Signore, la leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prima Timoteo, capitolo 4, versetto 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Fermiamoci qua. Signore, ti ringraziamo ancora una volta, grazie Dio, per la nuova opportunità, Signore, che ci dai di essere qui nella tua casa. Grazie ti diamo, Signore, quest'oggi vogliamo, Signore, avvicinarci al tuo trono con ringraziamento, Signore, perché tu sei buono, sei sempre stato buono, Signore, e sempre lo sarai. Signore, grazie ti diamo questa sera e vogliamo, Signore, avvicinarci al tuo trono celeste chiedendoti, Signore, prima di tutto, Signore, di perdonarci per qualsiasi peccato commesso, per qualsiasi mancanza, per qualsiasi offesa. Signore, perdonaci, ti prego, nel nome di Gesù, così come anche noi perdoniamo coloro che ci offendono. Nel nome di Gesù, grazie ti diamo questa sera. Rimani con noi dall'inizio alla fine, ti prego, nel nome di Gesù. Grazie Padre, grazie Gesù e grazie Spirito Santo. Amen. Alleluia. Possiamo accomodarci qualche minuto? Gloria a Gesù. L'Apostolo Paolo sta parlando a Timoteo, questo giovane, Timoteo, un giovane che era a carico di una chiesa, al quale l'Apostolo Paolo considerava il suo figlio, un figlio che lui aveva concepito, diceva, in termini spirituali. Dice Paolo a Timoteo che lo Spirito avvertiva già ai suoi tempi, ai tempi di Paolo, che negli ultimi tempi, dice Paolo, nei tempi futuri. La versione spagnola, metti il versetto in spagnolo, prima Timoteo 4:1, dice, lo Spirito dice esplicitamente che no, in spagnolo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, dice in spagnolo. In italiano dice nei tempi futuri,
ma nella versione spagnola, che è più fedele all'originale greco, dice nei tempi finali, negli ultimi tempi. Vuol dire che quando la Chiesa si sta avvicinando al momento finale, quando la Chiesa sta arrivando agli ultimi tempi, quando già Cristo sta per tornare a prendere la sua Chiesa, molti cristiani avrebbero, dice l'Apostolo Paolo, e questo lo lascia come segnale. Dice Paolo, quando vedrete la apostasia, vuol dire che Gesù sta tornando. E dice in questo caso a Timoteo, devi capire che negli ultimi tempi, dice, molti apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Per questo motivo l'Apostolo Paolo dice a Timoteo, devi sapere questo, Timoteo, negli ultimi tempi, i giorni saranno difficili. E nella versione italiana dice saranno tempi pericolosi. Nella versione spagnola, scusatemi, dice che saranno tempi pericolosi, e nella versione italiana dice che saranno tempi difficili. Noi come Chiesa e come Chiesa degli ultimi giorni, quando analizziamo la parola di Dio, ci rendiamo conto, fratelli, che noi abbiamo, come dire, come lo posso spiegare? Abbiamo ricevuto un Vangelo che da una parte è bene, ma dall'altra ci ha un po', come dire, influenzati per via dei tempi nei quali noi viviamo. Analizzando le scritture sugli ultimi tempi, quando andiamo a vedere la Bibbia, che cosa dice degli ultimi tempi, prima del ritorno di Cristo? Innanzitutto Gesù ha detto che negli ultimi tempi, per causa della malvagità dell'uomo, per causa della aggressività dell'uomo, per causa della violenza dell'uomo, l'amore di molti cristiani si sarebbe raffreddato. L'amore di molti cristiani sarebbe venuto a meno per causa della malvagità e della cattiveria degli uomini. Gesù ha detto, fratelli, che il mondo non è mai stato amico del cristiano. E noi stiamo nel mondo, ma non apparteniamo al mondo. Per questo Gesù ha detto chiaramente che noi saremmo stati odiati per causa del suo nome, odiati dal mondo. Il mondo, dice Gesù, non ha ricevuto me e non riceverà neanche voi. Però in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, ci hanno fatto credere che c'è libertà di culto e che perché c'è libertà di culto non c'è più persecuzione per i cristiani, allora noi possiamo vivere la vita tranquilla. Quando noi analizziamo la Bibbia, ci rendiamo conto, fratelli, che i nostri nemici, e soprattutto in questi ultimi tempi, i nostri nemici non sono uomini. A noi nessuno ci cerca con una spada o con un macete perché ci vuole uccidere, ma viviamo in una vita in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, dove abbiamo nemici che ci stanno dando la caccia. Ora, questi nemici non li troviamo più sulla strada, anche se a volte si manifestano. Persone che non vanno d'accordo con il Vangelo si presentano e si manifestano.
Come per esempio, vi do un esempio molto stupido, banale. Oggi uscendo siamo usciti. Quando stavo entrando mi sono reso conto che un cane aveva fatto la pipì sulla porta, e non è la prima volta. Ora io mi chiedo, sarà che il cane non ha trovato un altro posto dove andare? No, è che sicuramente il suo padrone non è contento di questa chiesa. Il suo padrone ce l'ha con i cristiani, ce li ha con noi, ma non perché lui sia lui come persona, è perché c'è uno spirito che opera dentro le persone e gliela fa fare sulla porta per farci un dispetto, secondo lui. Ma io quando l'ho visto mi è venuto da ridere soltanto. A volte si manifestano, però più di quello non possono fare. Oggi la gente non uccide così per uccidere, non aggredisce per aggredire, ma nonostante, dice l'Apostolo Paolo, che gli ultimi giorni sarebbero stati giorni pericolosi, giorni difficili. Allora com'è che noi viviamo questi giorni difficili? Com'è che noi ci troviamo oggi, se siamo negli ultimi tempi, a vivere questa difficoltà? Noi abbiamo, fratelli, una persecuzione più che fisica, spirituale. Il nostro nemico più grande è lo sviluppo della scienza, l'aumento della scienza, la tecnologia, il modernismo. Questo ha colpito il cristiano negli ultimi tempi. E oggi non c'è bisogno di andare a cercare il peccato là fuori, perché ce l'abbiamo dentro casa. Ci arriva attraverso la TV, ci arriva attraverso il computer, ci arriva attraverso il cellulare. E molte volte il cristiano sta a peccare con un semplice dispositivo elettronico, pecca, a volte senza rendersene conto. A volte si rende conto, ma lo fa lo stesso. Il diavolo non ci vuole più portare fuori di casa per farci peccare. Lui è venuto a casa nostra. Lui è entrato a casa a manifestarsi attraverso la tecnologia che oggi abbiamo. Pensate che io adesso qui in questo momento posso essere pronto per andare con il Signore, parlo io come prima persona, ma parlo in generale, parlo di ogni cristiano. Adesso qui in chiesa abbiamo chiesto perdono al Signore per i nostri peccati, siamo pronti, se Lui viene in questo momento, se noi non abbiamo peccato e se ci siamo pentiti di qualche peccato che abbiamo fatto, se il Signore viene oggi in questo preciso momento, avendole chiesto perdono, e se ci siamo pentiti, noi ce ne andiamo con Lui, partiamo con Lui in questo momento. Ma cosa succede se andando via da qui accendiamo la TV e cominciamo a guardare cose che non dobbiamo guardare? Uscendo da qui prendiamo il cellulare e cominciamo a sfogliare delle cose che non dobbiamo guardare. E a volte facciamo finta che va tutto bene, anche se guardiamo determinate cose, perché pensiamo che nessuno ci ha visto. Ma quando ci comportiamo così, noi ci comportiamo da sciocchi, perché Dio vede. Allora vedete come la tecnologia, il modernismo, la scienza e tutta questa vita comoda che oggi abbiamo ci può far perdere tutto in frazioni di secondi. Tutto. Perché se
Se io accendo la TV, per esempio, in quel momento c'è il programma della donna nuda e non giro il canale perché voglio guardare e il Signore viene in quel momento, chissà se mi porta con Lui. Chi lo sa? Il diavolo non ci vuole più portare fuori di casa per farci cadere, come i cristiani di una volta, quando non c'era la TV, quando non c'era internet, quando non c'era nemmeno l'elettricità. Loro a casa, finita la giornata, si occupavano della preghiera. Oggi i cristiani di oggi, invece di occuparci della preghiera, ci occupiamo di internet, ci occupiamo dei programmi televisivi. La vita del cristiano, fratelli, è cambiata. È cambiata. I cristiani di oggi non siamo più i cristiani di 10, di 20 anni fa, non siamo più gli stessi. Siamo una nuova generazione di cristiani e che vogliamo o no, noi siamo sempre sul bordo del precipizio. Che ci piaccia o che non ci piaccia, noi viviamo una vita così, sul bordo, tutti i giorni per cadere. Basta poco che cadiamo e andiamo giù, perché la nostra vita degli ultimi tempi, dei tempi moderni, è così. Ma questo non è solo per noi, tutti i cristiani vivono così. Tutti i cristiani del mondo vivono ogni giorno sul bordo del pericolo, perché basta poco, basta un maluso del cellulare, un maluso della TV e abbiamo perso tutto. E se ci rimane tempo per chiedere perdono al Signore, bene, dice la Bibbia che finché c'è vita c'è speranza. Ma che cosa succede? Come ho detto prima, se in quel momento il Signore viene e io sto facendo una cosa che non devo fare, che cosa succede? L'Apostolo Paolo dice che gli ultimi giorni o gli ultimi tempi sono tempi pericolosi, tempi difficili. E noi pensiamo che noi stiamo bene perché nessuno ci dà la persecuzione. Noi pensiamo che stiamo bene perché nessuno ci cerca per farci del male e crediamo che la Chiesa di oggi sta godendo di libertà. Oggi è quando più pericolo noi abbiamo. Più pericolo. La comodità, il modernismo è venuto a cambiare il cristiano. Il cristiano si è adattato al mondo. La Bibbia dice, il Signore lo dice, Paolo lo dice anche, che noi cristiani non siamo del mondo e pertanto non ci dobbiamo accomodare nel mondo. Non dobbiamo, dice Paolo, conformare, non conformatevi a questo secolo, a questo tempo, a questo mondo. Non conformatevi vuol dire non accettatelo, non vi accomodate al mondo. Ma negli ultimi tempi il cristiano vive proprio così. Un po' cristiano, ma non voglio lasciare i piaceri che mi offre il mondo, non li voglio lasciare. Quando noi analizziamo nella Bibbia gli ultimi tempi, ci rendiamo conto, fratelli, che oggi più che mai noi dobbiamo stare attenti, perché noi possiamo cadere da un momento all'altro se noi non stiamo attenti. Se noi non stiamo attenti, noi pensiamo che perché siamo cristiani, che perché veniamo in chiesa, che perché abbiamo il Signore siamo al sicuro. La sicurezza ce l'abbiamo sì nel Signore, ma dipende non da Lui, dipende dalla nostra vita, da come viviamo, da come la viviamo la nostra vita. Perché io posso essere cristiano nominale, cristiano di nome, ma come vivo la mia vita? Essere in chiesa non vuol dire niente. Dice l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi capitolo 10 versetto 12, Prima Corinzi capitolo 10 versetto 12, dice l'Apostolo Paolo:
in inglese, per favore. In italiano. Noi no hablamos español. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Dice Paolo. Questo messaggio è per quei cristiani che si credono talmente spirituali che arrivano al punto di credersi migliori di un altro fratello che loro considerano poco spirituale. Io vi ho mostrato, secondo la Bibbia, in quel lungo tema, si può perdere la salvezza? Vi ho mostrato con la Bibbia che Gesù dice che perfino i ministri, molti ministri un giorno, dice Gesù, mi diranno: nel tuo nome abbiamo cacciato demoni, nel tuo nome abbiamo guarito, nel tuo nome abbiamo fatto questo, quell'altro, nel tuo nome. Quelli erano ministri che hanno fatto e operato per conto di Dio. E Gesù dice il Signore, e quello si trova in Matteo capitolo 7 versetto 22 al 24. Gesù dice: non vi conosco. Metti Matteo 7 22. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti, cioè miracoli? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me. Persone che un giorno sono stati sull'altare, ma chissà per quale ragione, per quale motivo si sono sviati dalla fede e hanno cominciato a seguire una via, un cammino che non era più il cammino della fede e che non era più la via del Signore. In questi ultimi tempi, fratelli, si fa presto a cadere. Ecco perché dobbiamo stare attenti. Dice Paolo alla Chiesa di Corinto: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Attenzione, dice Paolo, perché a volte quando crediamo che stiamo più fermi in piedi nella fede, dice Paolo, perché lui intende in piedi nella fede, nel mio stato spirituale. Se io mi credo forte, se io mi credo che sto saldo in piedi, che non posso cadere, sono talmente spirituale. E alcuni uomini perversi dicono: io sono il pastore, altri dicono: io sono il profeta, e pensano che perché hanno una posizione o un nome o una posizione dentro la Chiesa sono più spirituali. No! Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Per questo motivo Gesù ha detto una volta: vegliate, 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 vegliate in ogni tempo. Noi non possiamo, scusatemi, non possiamo distrarci. Non possiamo distrarci. Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. E tornando a Timoteo, nel capitolo 4, versetto 1, prima Timoteo 4:1, dice l'Apostolo Paolo a Timoteo: lo Spirito dice esplicitamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede. Questo apostateranno, se la traduciamo, vuol dire abbandoneranno. Abbandoneranno che cosa? La fede. E essere un apostata, abbandonare la fede, non vuol dire lasciare la Chiesa. Non vuol dire. Essere apostata non vuol dire non mi piace più il Vangelo, me ne vado.
e divento, che so, mormone o testimone di Geova o cattolico o qualche altra cosa. Non vuol dire quello. Apostasia vuol dire abbandonare la verità che Dio ci ha lasciato attraverso la sua parola. Abbandonare la fede vuol dire non credere più. Ho detto non so quante centinaia di volte che cosa significa fede. Fede altro non è che credere. Credere. E se io non credo più in ciò che il Signore mi dice nella sua parola o attraverso la bocca del pastore o del predicatore, perché il predicatore non dà il suo proprio pensiero, dà il pensiero di Dio. Ho insegnato in passato che la parola di Dio si può, il Signore ce la può dare in due modi, o attraverso la parola scritta o attraverso la parola orale o verbale o la parola parlata. È sempre stato così da quando esiste il popolo di Dio. Dio ha lasciato parola scritta e ha anche lasciato la parola che si trasmette tramite le parole attraverso uomini che lui sceglie come ministri. E quando si crede, quando non si crede più, o quando io decido di avere il mio pensiero o la mia traduzione di Bibbia, o quando io credo che io so che cosa vuol dire, ma non è quello che dicono in chiesa. Quello vuol dire essere apostata. Uno può essere apostata e continuare in chiesa, congregando tutti i giorni. Ecco perché quando Cristo verrà, non tutti vanno, perché vanno quelli che credono. Con Gesù andranno quelli che credono. Dice Giovanni che chi crede non è condannato, ma chi non ha creduto, dice Giovanni, è già stato condannato. In Giovanni capitolo 3, versetti dal 16 al 18. Chi non crede è già stato condannato. Ora, lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede o abbandoneranno la fede. In che modo? In quale modo abbandoneranno la fede secondo il primo versetto del capitolo 4 di Timoteo? Dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Io voglio dirvi una cosa che l'ho già detta in passato. Se la parola del predicatore mi incomoda, se la parola del predicatore mi dà fastidio, mi è pesante, se la parola del predicatore, qualsiasi che sia, mi offende, allora vuol dire che è parola di Dio. Perché i falsi predicatori sono quelli che non vogliono toccare i sentimenti della congregazione, quelli che non vogliono ferire la congregazione, quelli che pur di non far andare via i fratelli, perché stanno pensando non alle loro anime ma a quello che apportano, non parlano più di peccato, non parlano più di santità, non parlano più di inferno. Quanti sermoni ci sono dell'inferno? Non sono sermoni comuni, non sono sermoni che si trovano facilmente, perché a chi piace ascoltare dell'inferno? Ma la verità è che quando io vado ad analizzare la parola di Dio riguardo agli ultimi tempi, il Signore dice che negli ultimi tempi, parlando profeticamente, il Signore all'inizio del libro di rivelazione
o Apocalisse, il Signore parla a Giovanni, l'Apostolo, di 7 chiese. Di 7 chiese. All'inizio del libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo apparve a Giovanni e dice: scrivi alla chiesa di Efeso, scrivi alla chiesa di Smirna, scrivi alla chiesa di Laodicea, e così via, fino a scrivere a 7 chiese. 7 chiese. Ma profeticamente tutti gli studiosi della Bibbia concordano, sono d'accordo, che è una parola profetica che parla di 7 periodi della Chiesa. Se noi analizziamo quello che ha detto alla prima Chiesa, vediamo che va d'accordo con quello che ha vissuto la prima Chiesa, i primi apostoli. La seconda anche, la terza anche, la quarta, la quinta, la sesta, fino alla sesta Chiesa che troviamo in Apocalisse, fino alla sesta, la Chiesa numero 6, che è un periodo della Chiesa, nella storia della Chiesa, da quando Cristo la fondò fino al rapimento. C'è un tempo, da quando Cristo fondò la sua Chiesa fino al rapimento della Chiesa. Questo lapso di tempo viene suddiviso in 7 periodi, 7 tempi. E siccome che noi abbiamo l'istoria della Chiesa, a parte ciò che era scritto nella Bibbia, abbiamo l'istoria della Chiesa. E secondo l'istoria, analizzando la storia e ciò che Cristo ha detto a Giovanni profeticamente sulle chiese, noi ci siamo resi conto tutti che noi, la Chiesa di oggi, noi, siamo la 7ª Chiesa, l'ultima delle Chiese. Vuol dire che Cristo sta tornando a prendere la sua Chiesa. Gesù sta tornando a prendere la sua Chiesa. Ora, per capire la condizione della Chiesa dei nostri tempi, di oggi, e io non sto parlando di noi, di Maranatha, sto parlando della Chiesa nel mondo, tutta la Chiesa nel mondo. Lasciando un segno lì in Timoteo 4, perché ci torneremo, andiamo a vedere Apocalisse, nel capitolo 3, e andiamo a leggere ciò che ha detto il Signore all'ultima Chiesa. Apocalisse capitolo 3, versetto 14 in poi. È l'ultima Chiesa. In italiano le chiese sono, perché in italiano si pronunciano leggermente diverso dallo spagnolo. La prima è a Efeso e cominciano nel capitolo 2, nel primo versetto. La chiesa a Efeso. Poi c'è la chiesa di Smirne, poi c'è la chiesa di Pergamo, poi c'è la chiesa di Tiatiri, poi c'è la chiesa di Sardi, la chiesa di Filadelfia e finalmente la settima, la chiesa di Laodicea, l'ultima chiesa. E la chiesa di Laodicea parla dello stato spirituale della chiesa degli ultimi tempi, cioè noi, i nostri tempi. Dice il versetto 14: all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi. Quando noi leggiamo le lettere che il Signore ha scritto alle chiese, noi leggeremo sempre questa espressione, all'angelo della chiesa. Ma là in chiesa
non c'era un angelo con le ali che volava, un angelo del cielo, no. Questa è una traduzione fatta un po', come dire, non tanto accurata. Gesù stava dicendo al pastore della Chiesa. Perché? Perché la parola angelo non è stata tradotta dal greco all'italiano, allo spagnolo o ad altre lingue. Non è stata tradotta. La parola angelo, dal greco angelos, vuol dire messaggero. Messaggero. Angelo vuol dire messaggero. Allora Gesù sta dicendo al messaggero della chiesa di Laodicea. Chi è il messaggero di quella chiesa? È il pastore. È al pastore che è indirizzata la lettera. Dice: scrivi queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io, dice il versetto 15, conosco le tue opere. Alla Chiesa di oggi, alla Chiesa di questi tempi, io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, dice, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, dice il Signore, invece, che sei infelice fra tutti i miserabile. Sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio, dice il Signore, di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e dalle vesti bianche per vestirti, perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del colirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo, dice il Signore, e li correggo. Sii dunque zelante, ravvediti o pentiti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questa è la condizione della Chiesa degli ultimi tempi. Dice nella versione italiana, non sei né freddo né fervente. In spagnolo dice, tu non sei né freddo né caldo. Non sei né freddo né caldo. Che cosa significa? Gesù sta dicendo, tu non sei completamente carnale, completamente mondano, ma non sei completamente spirituale. Vuol dire essere tiepido, vuol dire metà cristiano e metà mondano, metà santo e metà impuro. Un cristiano medio, o per dirla meglio, un cristiano mediocre. Metà e metà. Io credo nel Signore, io credo in Dio. Ma se mi invitano al compleanno la domenica, io vado al compleanno, non vado al culto. Mi hanno invitato gli amici a fare questo, a fare quell'altro, non vado in chiesa.
vuol dire essere metà e metà, perché il cristiano convertito capisce che se lui è un cristiano vero e se lui è caldo, se lui è spirituale, lui cercherà sempre Dio, cercherà sempre la presenza di Dio, cercherà sempre l'altare di Dio. Il resto, gli amici, il lavoro, il mondo, quello non importa, passa in secondo piano. Non è importante. Non è importante. Quante volte ho testimoniato dicendo: quando sono andato al mio lavoro, io ho detto: io il weekend non lavoro, punto. E quante volte mi hanno chiesto: puoi venire? Ho detto: no, non posso. Perché quello passa in secondo piano. In secondo piano. Un cristiano fervente, un cristiano caldo, un cristiano rovente nello spirito cercherà sempre l'altare, desidererà sempre l'altare. Il cristiano convertito esce dalla chiesa, appena arriva, domani è già disperato perché dice: non vedo l'ora di tornare in chiesa. Non vedo l'ora di andare in chiesa, non vedo l'ora di andare ad incontrarmi con la presenza di Dio. Il cristiano vero, il cristiano convertito lo desidera e non desidera altro che essere in chiesa, perché, fratelli, sull'altare noi troviamo la presenza di Dio. Noi possiamo pregare sulla strada, possiamo leggere la Bibbia sulla strada, a casa, a lavoro, dove noi vogliamo, ma la presenza di Dio come la troviamo in chiesa non la troviamo da nessuna parte, perché questi locali Dio li ha scelti, che noi chiamiamo chiesa, li ha scelti proprio per darci appuntamento, e questi locali sono quelli che Dio ha scelto per parlare e formare il suo popolo. Non lo faremo sulla strada o rimanendo a casa a dormire o andando a lavorare invece che andare in chiesa. E se noi ci comportiamo così, allora ci stiamo comportando da cristiani tiepidi. Ma ripeto, questa è la situazione della Chiesa nel mondo. In tutto il mondo è così. In tutto il mondo è così. La Chiesa di questi tempi è cambiata. È cambiata. Io mi ricordo quando internet ancora non era così come oggi, che lo si può avere con pochi soldi. Si doveva andare in un centro internet, si doveva andare a pagare un'ora, a affittare un computer un'ora, entrare su internet, e quando io ero a Milano e l'internet ancora non era diffuso come oggi, andavo là soltanto per cercare prediche, il desiderio di ascoltare una predica. E ricordo una di quelle volte ascoltai la testimonianza di un uomo che predicava e diceva che, non so se era in Messico o in Brasile, raccontava la testimonianza a questo predicatore che lui doveva andare a predicare ad un luogo, ed è andato a predicare non in una città, ma in un luogo appartato, come lo possiamo chiamare, un luogo di campagna. È andato ad una campagna evangelistica ed era lì che predicava. E dice che dopo che lui aveva predicato stava quasi finendo, e dice che queste persone lo hanno ascoltato con molta attenzione a lui, e lui disse loro, dopo la riunione, di tornare a casa loro, perché non volevano andarsene, volevano
continuare ad ascoltarlo, anche se lui aveva già finito di predicare, anche se la campagna era già finita, loro volevano ascoltarlo e non se ne andavano. Erano delle persone che erano venute ad ascoltarlo, persone di campagna, persone semplici, persone non vestiti bene, persone sporche di fango, come persone umili che lavorano nel campo. E lui finisce, tutti se ne vanno e loro che volevano continuare ad ascoltarlo. Lui dice: ma perché non ve ne andate a casa? Andate a casa vostra. Dice: no, noi vogliamo ascoltare ancora. E lui, volendo capire il perché questo interesse di quelle persone, dice: le raccontiamo la nostra motivazione. Dice: noi non siamo di qui del posto. Questa è l'unica chiesa, la chiesa più vicina che noi abbiamo, dicono queste persone che erano, mi sembra, non sono tanto sicuro, una famiglia, papà, mamma e figli, erano tutti venuti ad ascoltare il predicatore invitato. Dice: questa è la chiesa più vicina che noi abbiamo, dice, ma per venire qui, dice, ad ascoltare la predica la domenica, noi dobbiamo camminare tutta la notte e tutto un giorno. Camminare per poter arrivare in chiesa. E ora che siamo qui, dice, noi non vogliamo tornare a casa. Loro perdevano un giorno a settimana solo per camminare, per andare in chiesa, perché non c'erano mezzi, era montagna, erano luoghi tortuosi dove neanche gli animali potevano transitare dove loro andavano, però perdevano un giorno per poter andare in chiesa. E lui capì il perché loro erano interessati ad ascoltare, volevano ascoltare, non volevano smettere di ascoltare, perché loro avevano camminato tanto per ascoltare parola di Dio. Questa testimonianza è molto vecchia, molto vecchia, molto vecchia. Oggi, se pensiamo che per andare in chiesa bisogna prendere non so quanti pullman, se già penso che devo uscire un'ora prima di casa per arrivare in chiesa, e poi magari ho lavorato durante il giorno, il cristiano di oggi dice: quasi quasi non ci vado. Il cristiano di oggi dice: ho lavorato, sono stanco, non voglio andare. E alla fine non ci va. Non ci va. Però quando diciamo nella Bibbia, quando diciamo il Signore dice che Lui rinnova le nostre forze come le forze del bufalo, tutti diciamo Amen. Ma queste forze il Signore le rinnova sull'altare. Queste forze il Signore ce li dà, ci dà la carica sull'altare, non stando a casa. Se io, perché sono stanco, rimango a casa a riposare, forse il giorno dopo mi alzerò un po' riposato, forse no. Ma se vado in chiesa sicuramente il Signore mi darà forze, perché quello è un premio che Lui dà a coloro che si sforzano. Il comandamento di Dio è sempre stato: sforzati, e noi siamo stanchi un po' e non vogliamo cercare il Signore perché siamo stanchi. Non vogliamo pregare perché ci addormentiamo mentre preghiamo.
Il comandamento è sempre stato lo stesso: sforzati, 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 perché dice la parola di Dio che fin dai tempi di Giovanni Battista il regno soffre violenze e soltanto i violenti lo afferrano, lo acchiappano, lo apprendono. Soltanto i violenti, gli aggressivi, i coraggiosi, perché questo Vangelo, dice la parola di Dio, è per gente coraggiosa. Apocalisse mi dice che i codardi non entreranno nel regno dei cieli. Così dice Apocalisse, e anche questo l'ho già insegnato. Non è nuovo, l'ho già insegnato e l'ho già predicato. In Apocalisse capitolo 21 e capitolo 22 il Signore dà una lista di quelli che non entreranno nel regno dei cieli, e il primo della lista è il codardo. Questo Vangelo è per gente coraggiosa. Negli ultimi tempi, dice Paolo, lo Spirito dice che molti abbandoneranno la fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Dottrine di demoni. Non c'è tempo per spiegare tutto. Però oggigiorno, negli ultimi tempi, ci sono tanti predicatori e soprattutto persone che non sono predicatori, ma vogliono insegnare a altri fratelli. Pensano di poter insegnare ad altri fratelli come si vive il cristianesimo quando loro stessi non lo sono. Persone che non sono cristiani e vogliono consigliare altri cristiani. E l'altro ascolta, presta il suo orecchio e cade nella menzogna di quell'altro, e così si comincia ad abbandonare il cammino della fede e si comincia a seguire un altro cammino. Quando un cristiano dice io non sono d'accordo con quello che ha detto il predicatore o il pastore, se quello che ha detto il pastore se l'ha inventato lui, anch'io non vado d'accordo con qualunque pastore, con qualunque ministro. Se è una cosa che se l'ha inventata lui, neanche io vado d'accordo. Ma se il pastore o il predicatore o il ministro mi ha predicato la parola di Dio, io non posso non andare d'accordo soltanto perché non mi è piaciuta, perché mi ha dato fastidio, perché mi ha fatto male, perché mi ha offeso quello che ha detto. Ho detto prima, se la parola di Dio offende vuol dire, se la predica offende vuol dire che è la parola di Dio. Perché quella che non viene da Dio è quella che non offende, è quella che viene addolcita, è quella che viene ammorbidita, è quella che viene cambiata. Vai avanti così, fratello, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Fai quello che vuoi, perché alla fine il Signore vuole il nostro cuore. Del nostro corpo non gli interessa, possiamo fare quello che vogliamo. Così dicono alcuni predicatori. Alcuni insegnano che pur avendo accettato a Cristo si può continuare a fumare, si può continuare a drogare, si può continuare a bere, si può continuare a fare anche altri peccati che non sto a menzionare, perché alla fine Dio vuole il nostro cuore. Non è vero, non è vero. La Bibbia dice anima, corpo e spirito siano conservati, anima, corpo e spirito. Siamo
negli ultimi tempi. Noi fratelli siamo negli ultimi tempi. Siamo la Chiesa degli ultimi tempi. Tempi difficili, tempi pericolosi. Cerchiamo di stare attenti, cerchiamo di non cadere nei tranelli che ci può fare il mondo. Il mondo ci può presentare una cosa per buona quando magari non lo è. Bisogna che stiamo attenti. Noi la Chiesa degli ultimi giorni o degli ultimi tempi siamo la Chiesa che più rischia di perdere la sua salvezza. Rischia di più. Per questo il consiglio di Dio è che chi crede di stare fermo si guardi dal non cadere, e impegniamoci a cercare Dio e a cercare la sua presenza. Non diamo tanta importanza al mondo, non diamo troppa importanza agli amici, non diamo troppa importanza al lavoro, non diamo troppa importanza a casa nostra. Gesù ha detto un giorno: cercate prima di tutto il regno di Dio. Il regno di Dio e la sua giustizia. Tutte le altre cose vi saranno aggiunte. Dice Gesù: cercate prima di qualsiasi altra cosa il regno di Dio e tutte le altre cose arriveranno da sole. Io non posso cercare, che so, un lavoro, per esempio, e dopo pensare a Dio. Quando la Bibbia mi dice, il Signore mi insegna che se io cerco Lui aprirà le porte affinché arrivi un lavoro, un buon lavoro. E io ho parlato di lavoro, ma ce ne sono tanti esempi, tante cose che noi vogliamo, tante cose che gli abbiamo chiesto al Signore, tante cose. L'unico paragone che mi viene è quando quelle migliaia di persone seguivano Gesù. Migliaia di persone che seguivano Gesù, ma la maggior parte di quelle migliaia di persone non cercavano Gesù, non stavano cercando Lui. Migliaia di persone che andavano dietro, correvano dietro quando dicevano Gesù sta predicando nel monte, correvano da Lui, 5.000, 10.000, 20.000 persone. Gesù è là vicino al mare, tutti correvano al mare. E un giorno Gesù disse loro, dice Gesù alla moltitudine: voi mi cercate, dice Gesù, solo perché vi ho dato da mangiare. Dice alle moltitudini. Tante persone non seguivano Gesù, seguivano il pane. Tante persone non seguivano Gesù, cercavano da mangiare e hanno scambiato Gesù per uno che fa opera di carità. Hanno scambiato Gesù per il Caritas. Là ci sono alimenti, andiamo là. E cercavano Gesù non per Gesù, per quello che potevano avere. Gesù dice: cerca il regno di Dio, tutto il resto verrà da solo, perché Lui ce lo dà, Lui ce lo darà. Io, disse Davide, io non ho mai visto un giusto abbandonato da Dio. Io non ho mai visto un giusto abbandonare e neanche i suoi figli mendicare pane.
Ho insegnato, ho predicato mercoledì che Dio viene e protegge non solo noi, ma tutta la nostra casa, tutta la nostra famiglia. Tutta la nostra famiglia. Cerchiamo il regno di Dio e vedremo, fratelli, che cercando il regno di Dio arriveranno tutte le altre cose. Non possiamo andare a cercare tutte le altre cose per poi andare a cercare Dio. No, prima è Dio. Il primo è Dio, il resto viene dopo. E viene da solo, non lo dobbiamo neanche cercare. Dice la Bibbia che il cristiano non deve cercare la benedizione. Dice la Bibbia che al cristiano sono le benedizioni che lo seguono. Il cristiano cammina a destra e le benedizioni lo seguono di là, va di là e le benedizioni lo seguono di là. E ci sono tanti cristiani che cercano le benedizioni, quando quelli che cercano il regno sono le benedizioni che vanno cercando al cristiano. Il regno di Dio funziona così. Non lasciamoci ingannare, perché in questi ultimi tempi ci sono molti predicatori falsi. Paolo dice: negli ultimi tempi molti abbandoneranno la fede dando retta, ascoltando dottrina di demoni. Non bisogna credere tutto quello che ascoltiamo. Non perché un uomo ha una Bibbia in mano vuol dire che ci dà parola di Dio. Non è vero. Non è vero. Bisogna sapere e soprattutto bisogna stare attenti a chi si ascolta. Mettiamoci in piedi.